Questa è la cavana, cioè tutte queste casette lungo la Sacca si chiamano cavane dei pescatori, dei vongolari e dei cozzari di Scardovari. Questa è la cavana di Aresso Greguoldo, vedete che ha anche il marchio dell'ostrica rosa, che è la Trabourie, ed è quello che ha fatto questa piccola, mica tanto piccola, questa scommessa nel delta, in Scardovari, di allevare ostriche, ed è stato un successo forse inaspettato. Quelle strutture che vedete davanti, che sono un po' diverse, tutte le altre sono allevamenti di cozze di legno con delle corde affondate in acqua dove crescono appunto i mitili. Gli altri impianti più scuri che hanno un pannello voltaico centrale, quelli lì sono gli allevamenti invece delle ostriche, per cui hanno un pannello solare che gli dà un po' di energia. Queste ostriche sono attaccate a delle corde e le corde sono avvolte attorno a dei pali girevoli. Questi pali fanno in modo si svolgono e si avvolgono in modo che l'ostrica possa stare in acqua o possa stare emersa, simulando una marea maggiore di quella che è effettivamente nella Sacca di Scardovari. E anche è necessaria questa cosa perché l'ostrica, stando un po' di tempo fuori, abbastanza tempo fuori acqua, perde la carica batterica, per cui è necessario che stia per parecchio tempo esposta. Da questi allevamenti arrivano le ostriche rosa di Scardovari, che sono contese dai più importanti ristoranti italiani. Una curiosità: il seme è francese, la scuola è francese, e lo stesso seme che viene usato qua viene messo anche nelle lagune francesi. Nelle lagune francesi ci mette 24 mesi, 2 anni, da taglio seme a taglio commerciale, a calibro commerciale. In Sacca di Scardovari la stessa crescita la fa in 14 mesi, proprio perché la ricchezza dell'acqua è una ricchezza particolare. Siamo in Adriatico, siamo nella zona dell'Adriatico, la zona italiana dove sfociano tanti fiumi. Lì c'è un bellissimo gheppio in caccia, questo falchetto, ho un po' interrotto, scusate. Per cui l'acqua dell'Adriatico, specialmente nella parte veneta e nella parte comunque italiana, è particolare, è molto ricca perché ha tutti i sedimenti nutrienti dei fiumi che vanno a finire in mare, per cui è ricca sia per i pesci e ricca per gli animali filtratori che filtrano il pesce, che filtrano l'acqua, per cui cozze, vongole e in questo caso anche ostriche. Ovviamente la spesa per l'investimento per un impianto del genere è molto superiore rispetto all'investimento necessario per fare l'allevamento di cozze tradizionali, però i risultati sono molto incoraggianti. Il prodotto è ottimo, di primissima qualità, e conteso dai migliori chef, da Bottura, dai migliori proprio ristoranti stellati. La Sacca di Scardovari fa in modo che la cozza di Scardovari sia l'unica cozza DOP riconosciuta in Italia, denominazione di origine protetta, perché la cozza qua è allevata solo dentro la laguna di Scardovari, per cui quest'acqua, diversa da quella del mare, dà alla cozza una caratteristica, un gusto, un sapore, una carnosità diverse rispetto a quelle che vengono coltivate in mare, per cui anche questa è l'unica cozza DOP italiana, grazie alle acque della Sacca di Scardovari. A differenza della vongola, che c'è 12 mesi all'anno, la cozza ha una stagionalità, cioè quella di Scardovari, quella che cresce nella Sacca, dipende un po' dagli anni, ma si inizia a raccogliere da fine maggio, metà fine maggio, fino poi a tutto settembre. Solo in quei mesi lì si trova la cozza di Scardovari, per cui ha anche una stagionalità ristretta, in cui il prodotto ce n'è generalmente molto, ma solo nei mesi da fine maggio a settembre. Quelli sono i mesi della stagionalità. Quella allevata in mare ha una stagionalità un po' più lunga, ma non ha lo stesso sapore, la stessa dolcezza, la stessa carnosità della cozza di Scardovari.